Nel giorno di Pasqua rinnoviamo come tradizione un appuntamento con voi nostri telespettatori. Domani mattina a partire dalle ore 10 trasmetteremo in diretta il solenne pontificale di Pasqua, la Santa Messa che il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, uno dei luoghi simbolo della cristianità in tutto il mondo, ma anche per la nostra città e per il Veneto. Una diretta che, come servizio pubblico, nel senso a disposizione del pubblico, facciamo molto volentieri con il desiderio di portare l'annuncio di Pasqua, le parole del Patriarca Francesco, in particolare a chi è impossibilitato a muoversi da casa e a partecipare in presenza. Dopo la messa, nel nostro TG della sera, ascolteremo anche gli auguri di Pasqua che il Patriarca ci ha dedicato in un'intervista. E a proposito dei riti pasquali di questi giorni, molto profonda è la riflessione offerta dal Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ai nostri microfoni. La Pasqua di Cristo per noi credenti è il fondamento della nostra fede, della nostra speranza, di tutto ciò che noi siamo e viviamo. E questo annuncio vogliamo dirlo anzitutto a noi credenti, troppo spesso presi da ciò che succede il Venerdì Santo e poco pieni dello spirito, della profezia, della gioia della Pasqua. Ma lo vogliamo anche urlare al mondo intero, che pure sembra ancora immerso nei grovigli di tutto ciò che è stato il processo a Gesù, la sua condanna, l'ingiustizia, la sua morte. La Pasqua di Cristo è una certezza, ma la Pasqua per questa nostra terra è ancora tanto e tanto lontana. Il Vescovo Giampaolo pensa al dramma della guerra in Terra Santa e non solo. E allora l'augurio è che quella Pasqua certa che Gesù ancora quest'anno regala a noi possa diventare anche un regalo per tutta questa nostra umanità. Appuntamento dunque a domani mattina per la celebrazione della Messa di Pasqua dalla Basilica Cattedrale di San Marco. Vi aspettiamo.